quel momento era rimasta sempre segreta, capimmo subito che dovevamo battere sul tempo il giornale e comunque battere sul tempo la propalazione di questa notizia. E quindi in quella notte facemmo il lavoro che era programmato per circa i 15 giorni a venire. Ricordo che qualcuno dei colleghi del pool cedette addirittura, nel corso della notte non riuscì più a continuare a lavorare. Ricordo che a un certo orario stavo cedendo anch'io perché obiettivamente non ce la facevamo più nel gestire quel mare di carte, di corsa, in modo così affrettato. E ricordo la serenità con cui Giovanni non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura, che poi definito libro da uno degli imputati, perché aveva la consistenza di un libro, anche il fatto che contemporaneamente trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni indagati che in quel momento si trovavano all'estero. E in quel momento lo ricordo con enorme piacere, perché pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone. Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua, 1992. Chi era e come lavorava Giovanni Falcone? Va ora in onda Lingue e dialetti. Ascoltate Giovanni Polli e la sua trasmissione Lingue e dialetti da 20 anni, antagonista allo sradicamento culturale e alla glottofobia. Ascoltate Giovanni Polli per sempre. Ascoltate Giovanni Polli per sempre. Ma tu, carissimo Renato, conosci Fulvia Consuelo? Sì, l'hai incontrata. L'ho no? incontrato, sì, ma è una straordinaria questa canzone, veramente è un trailer da farci un film, cavolo. Ma mi ha fatto un regalo qualche anno fa, proprio nel giro di 20 secondi, ma proprio di orologio, su un suo brano ha buttato giù questo testo, perché il buon Giulio Bellissimo. Cesare Carnelli ha detto dai, fagli una sigla, 20 secondi. Come quando i Beatles hanno fatto la prima canzone ai Rolling Stones, sono messi da parte 30 secondi, gli ha E messo via. giù la canzone. Che era I i Wanna Rolling Be Your Man, giusto? I Wanna Be Your I Man. Wanna Be Your Man, esatto. Poi ha cantato a Ringo Starr, eccetera. Adesso facciamo un po' di storia dei Beatles. Allora, innanzitutto diciamo chi siamo, cosa facciamo, dove vai, porta un fiorino, eccetera. Allora, questa è Lingue e Dialetti, trasmissione antagonista dello sradicamento culturale e della glottofobia. Chi vi parla è Giovanni Polli, ma l'avrete capito, e invece chi parla a fianco di Giovanni Polli ed siede a fianco alla sua destra, riferimenti come il buon ladrone. come il buon ladrone, eccolo qua, che per chi ci vede ovviamente anche in radiovisione, è Renato Ornaghi. Ecco, Renato Ornaghi, che in questo momento, per chi ci vede, vediamo un microfono diretto, però in qualche maniera adesso lo vedrete, troveremo il sistema. Perfetto. Allora, chi è Renato Ornaghi? Beh, chi ascolta Lingue e Dialetti già lo sa, chi ama la musica del territorio assolutamente lo sa anche chi ha partecipato come spettatore o magari anche come musicista al Festival della Nuova Musica Lombarda di Spirano. Renato Ornaghi è colui il quale ha tradotto i grandi big del rock in lingua lombarda. Dico bene, ti ho presentato bene? Ma hai detto tutto, possiamo anche chiudere. No, ma non solo li ha tradotti, li ha anche cantati. Li Ecco, ho questo mi tradotti mancava. e malamente cantati, ma è vero, cioè il mio leitmotiv, da ormai 10 anni che mi occupo di tradurre più che cantare, perché la mia professione artistica, diciamolo così, è tradurre. Sì, però canti bene, dai, diciamo. Canto benino, canti bene, ma il messaggio è quello appunto di valorizzare la lingua regionale, la nostra lingua madre, come la chiamo io, sono brianzolo, quindi sono lombardo, valorizzare la nostra lingua usando un po', magari anche furbescamente, ma mica più di tanto, usando grandi hit, grandi canzoni che tutti hanno nella testa, per capire che
nulla vieta di ascoltarcele come cover nella nostra lingua regionale. E fatto con la lingua lombarda il risultato è straordinario, perché se si vuol tradurre una canzone rock, lo dico sempre, la lingua lombarda è rock, la lingua lombarda è veloce, rapida, Ha tutte le tronche, no? che in picchia di italiano non brutto. ci sono, ma Esatto, io sto pensando di fare anche Black Sabbath, fare qualcosa Urca! per far vedere che la lingua lombarda si presta magnificamente a essere cantata rock. Beh, quando lo farai, mi raccomando, vieni qui col chiodo, le borchie. Absolutely. Ecco, i capelli lunghi. Vabbè, Ci provo. Ci proviamo. è un must. È un must, li Quando- ho persi tutti i capelli, sono in giro. Comunque, quando vedremo Renato Ornaghi in formato heavy metal o hard rock, almeno, visto che i Black Sabbath sono stati un po' cavallo tra uno e l'altro. Sì, sono i esatto. padri un Un po'. po' i padri, no, diciamo. E dunque tu sei qui oggi, però attenzione, perché non hai fatto soltanto il lavoro sul rock, quindi dai Beatles ai Rolling Stones, poi c'è tutta quella bellissima raccolta dove hai messo dentro Bob Dylan, il Lombardo. Bob Dylan, Adele, Adele. grandi classici, i Doors, Sì. Led Zeppelin, insomma, diciamo le canzoni che chi non è magari troppo giovane ha ascoltato per forza, sono quei grandi Elton John con Your Song, la canzone. Sono i pilastri fondamentali pilastri del rock, che assolutamente. riascoltati nell'idioma nostro prendono un sapore sempre rock, ma local, non so come dire, cioè sono classici Perfetto. mondiali, ma sono incardinati nella nostra terra, come se avessero delle radici piantate giù, e è un po' straniante sentirli all'inizio, perché insomma tu hai una canzone che insomma magari è legata alla tua gioventù, legata a un amore, legata, che ne so, a un'esperienza che hai vissuto, e la ricordi così, e sentirtela con la lingua del tuo papà, del tuo nonno, e dici, È un po' straniante. è straniante. Che tra l'altro la cosa che comunque colpisce è che tu hai rispettato molto gli arrangiamenti originali, no? Nella tua Sì, no, produzione. ma la canzone è prima di tutto perché l'arrangiamento è quasi più importante della canzone, cioè Il sound che è brutto da dire questo, perché gli autori mi uccideranno, ma effettivamente una buona canzone può diventare eccellente con un ottimo arrangiamento. Una bella canzone con un arrangiamento fatto male si perde, quindi tanto rispetto per chi sa arrangiare, e soprattutto perché, come dicevi tu, crea l'atmosfera, cioè come la vecchia Romagna, cioè senti, Ma poi va anche detto che comunque cambiando il sound del cantato, almeno il sound della parte musicale Resta intatto, intonso. intonso. E invece facciamo uno step successivo, passiamo allo step successivo. Io adesso, sempre a beneficio di chi guarda, adesso eccolo qua, non lo so dove girarlo, lo giriamo qua, va benissimo, perché c'è una novità. Sei passato, e qui ovviamente anche la data del 22, per chi ci ascolta in diretta, 22 di ottobre, la dice lunga, perché si va verso il Capodanno celtico, si va verso Samognos, eccolo qua, adesso si vede benissimo. Ti sei dedicato a tradurre in lingua lombarda i motivi del folk irlandese. Irlandese. No? Cosa ti è venuto in mente? Insomma? Allora, è un'idea che mi ha dato la mia cugina, che è Maria Vittoria Sala, che se malauguratamente mi stesse ascoltando in questo momento saluto, e lei è grandissima appassionata del mondo celtico, del mondo irlandese, della grande canzone popolare irlandese. Posso dire una cosa? Vai. Maria Vittoria Sala nell'ambiente celtico la conoscono tutti, però che fosse tua cugina io lo so adesso. Seconda Hai cugina. rivelato un mistero di dietro le quinte, non l'avrei mai detto. Vedi, guarda. questi outing fatti in diretta. È clamoroso, qui c'è la notizia. C'è la notizia, ma lei ha detto bene, lei si è spesa tantissimo per la valorizzazione delle nostre radici celtiche come insubi, come diciamo popolo, prima arrivasse l'occupazione romana, avevano una loro totale identità culturale, linguistica, che oggi tuttora ci portiamo dietro grazie alla nostra lingua, una lingua, quella lombarda, che è figlia di tante lingue, di tante esperienze. Il latino stesso ha lasciato molto nella lingua lombarda, però la prima radice, ecco, che è quella che ci accomuna, che ci lega agli amici, ai cugini, fratelli irlandesi, è la lingua
che cromosomicamente ci porta più vicino ad Adamo ed Eva, ecco, Sì, quindi quella proprio ancestrale, no? ancestrale, la mamma della mamma della mamma. E queste canzoni irlandesi sono straordinarie. Io ammiro tanto la cultura folk irlandese perché, a differenza di me di quella lombarda, è stata in grado di creare degli standard nei quali tutti si riconoscono, cioè ci sono canzoni che fanno piangere per come vedi gli irlandesi cantarle. La Bella Gigogì non viene cantata, a parte che non viene più cantata. No, purtroppo non sa neanche che cosa sia. No, dai, qualcuno se la ricorda, la Bella Gigogì, oppure ci sono... Ecco, l'Irlanda è quello che vorrei la Lombardia diventasse in rapporto alla propria tradizione popolare. Ecco, allora una parola per Paddy Moloney che ci ha lasciato, il grandissimo fondatore dei Chieftains, Yes. che insomma abbiamo avuto due lutti clamorosi nel giro di poco. Abbiamo avuto Paddy Moloney purtroppo ed è mancato anche Franco Cerri, no? Per cui Sì. tornando anche alla musica Nostra, jazz, però nostra, nostra. chiaramente ben radicata nel milieu milanese. E, poi di Franco Cerri parleremo sicuramente, non possiamo non dirlo, ma anche Paddy Moloney, visto che stavamo parlando di musica irlandese, insomma, lui è stato uno dei promotori della rinascita dell'interesse Del intorno rinascimento della musica canzone irlandese. folk irlandese, che tuttora gode di grandissima fortuna e meritata, perché, ripeto, avendo dietro dei grandissimi soggetti che hanno capito che la gente gli chiedeva quello, non gli chiedeva gli jingle per la pubblicità, ma gli chiedeva di riportarli al loro sangue, alle loro origini, loro si sono messi a disposizione e hanno creato degli standard, cioè, hanno creato standard e hanno recuperato standard che sono veramente meritevoli, e io nel mio piccolo non potevo evitare di confrontarmi con questi classici, perché portati anch'essi in Lombardia Lombardeggiano. Senti, lombardeggiano. allora adesso abbiamo parlato, però passiamo ad ascoltare qualche cosa, visto che sai tutto tu, hai fatto tutto tu, fai tu il DJ questa sera, per cui annunciati il pezzo e la parola è tua. Grazie, che bello. La prima canzone è un grandissimo standard da bevuta, la canzone è Whiskey in the Jar. Tantissime canzoni irlandesi le ascolti al pub o allo stadio. Questa è proprio una canzone che nell'originale è la storia di un furfantello che deruba un inglese, un capitano inglese, e poi viene tradito dalla moglie. Che invece c'è la storia col capitano inglese e lui lo fa fuori. Ecco, portato in Italia, il furfantello diventa lo spallone, cioè quello che porta la merce sul confine, e si incrocia con un finanziere. Un po' una storia che va des Frost, no? No, infatti, ecco, Diciamolo, Van der Frost è molto presente, perché insomma è il padre di una piccola rinascita. Sì, no, anche non tanto piccola. Non tanto piccola. Quindi Whiskey in the Jar, che è diventata Grappa in del Bicer. Grappa in del Bicer, perfetto, Renato Ornaghi, e quindi ascoltiamo.
Ma sembra di essere al pub, manca soltanto, non tanto la grappa, ma anche una Guinness. Una Guinness, dai, ci vuole qua. Come... Ci vuole la Guinness. Chiediamo a Federico se ha una Guinness nascosta, poi ci accusano di far propaganda agli alcolici, quindi non possiamo, siamo virtuosi Un'analcolica Guinness. Una Guinness, ma no, una roba brutta che hai detto. No, acqua, a quest'ora si beve acqua e in questa sede si beve acqua. Dai, È vero. eccola lì, c'è una bella bottiglia di minerale, vediamo soltanto Confermo acqua. Che eccola lì, la bottiglia d'acqua. Che non c'è altro non nella c'è altro. stanza oltre all'isoform. No, per carità. E il disinfettante alcolico, quello sì, l'unica cosa alcolica. L'unica cosa alcolica è il disinfettante doveroso in questo periodo. Senti, abbiamo scherzato, però qui c'è poco da scherzare perché hai fatto, perdonami, in senso tecnico un lavoro della Madonna, l'hanno fatto gli autori delle canzoni. Sì, ma diciamo, io mi sono molto divertito a incastrare queste storie irlandesi, che sono storie di bevute, cioè, molte canzoni sono veramente legate a questa sostanza benedetta da Dio che è di colore giallo spumeggiante, e qualcuna parla d'amore, quindi l'amore c'è, qualcuno parla anche di miseria, qualcuno parla anche di guerra, perché c'è poco da scoprire. Molte canzoni irlandesi hanno dietro guerre, battaglie, rivolte. La storia irlandese è una storia mica tanto divertente. Direi proprio di no. È una storia di rivolte, una storia di carestie, è una storia di emigrazione, e poi già il substrato celtico nei testi e nello spirito non è che di solito la ballata epico-lirica celtica sia molto allegrona. Pensiamo a tutte quelle piemontesi che abbiamo di corna, ammazzamenti, sbudellamenti. Sì, è la vita. È la vita. Racconta la vita, e è fatto bene a dirlo. Cioè, il popolo irlandese ha molto sofferto, però ecco, la tenue dure, come dice, questa è una Maimula, e gli va riconosciuto veramente tantissimo. Io ho iniziato questa operazione proprio perché Maria Vittoria mi dice: vai a vedere quel video, c'è una partita Irlanda di calcio, Irlanda-Spagna, dove l'arbitro praticamente, gli europei di qualche anno fa, e praticamente doveva passare la Spagna, e quindi l'arbitro ha un po' traccheggiato, e alla fine tutto lo stadio, che era strapieno di irlandesi, sono messi a cantare Fields of Athenry, che è la canzone proprio, come dice, che parla dell'ingiustizia. Uno che muore di fame, c'è il figlio che muore di fame, va a rubare un po' di patate, di grano dal campo del re, e viene catturato e viene mandato in esilio per sempre in Australia. Quindi c'è questo abbandono della famiglia, del figlio, per una cosa ingiusta, cioè per la fame è costretto a... Ecco, tutto lo stadio cantava il ritornello di Fields of Athenry, perché consapevoli di aver subito un torto pesante, tuttavia c'era questo inno che diceva: ma noi siamo irlandesi e vada via ciappa, anche se mi metti lo scarpone sulla testa, io non mollo. Questo è straordinario. Assolutamente sì, ed è una storia proprio di resistenza. Ma allora, tu hai detto che hai spostato, come fai di solito, che tu localizzi anche molto le produzioni, certo. No? Quindi anche i Beatles erano arrivati in Brianza-Shire, quindi tutti. Ecco, quindi era una cosa molto Prada e Magiostra, mi ricordo. Va bene, però io non posso non leggere quello che c'è di fianco a questo bel libro, dopo Whiskey in the Jar, che è la grappa del Bicer, e vedo che hai portato Molly Malone a Como. L'ha portata a vendere in Missultina a Como. È proprio uguale, proprio la situazione identica, cioè Molly Malone è questa venditrice di ostriche e molluschi in Dublino, che amata da tutti. Qualcuno dice che fosse anche una prostituta, però insomma sono queste cose. Però è il simbolo della femminilità irlandese, sì. Questa donna, non a caso è potremmo dire la patrona laica di Dublino. C'è una bellissima statua che raffigura questa donna, che la vendeva cackles and mussels, cioè ostriche e gamberetti,
nella piazza di Dublino, e a un certo punto, col lavoro che facevano i suoi genitori, a un certo punto lei gli viene la febbre e muore. E questa Molly Malone doveva portarla in Lombardia, che camminga al mare, allora l'ha portata al Lac de Coma 20 Missultin, cioè la vendeva ai Pessid, ma che non è stupid, perché questa l'ha per fa la sua mamma e il suo papà. Questo è un po'. Quindi questo prodotto della tradizione pescaiola, chiamiamolo così, di acqua dolce, che è comunque un pesce straordinario, il Missultin con polenta, prima abbiamo citato il Van, insomma sono quelle cose che tracciano indelebilmente la cucina di un territorio. E niente, è diventata Rita Cunson, che è questa grandissima venditrice che è su quelle note lì molto suggestive, anche un po' malinconiche. Sì, perché poi c'è la musica irlandese che quando è divertente, quando è allegra, abbiamo ascoltato prima, anche se poi si parla di sparatorie e di cose non tanto divertenti, però Whiskey in the Jar è il brano allegro per antonomasia, ma c'è la parte melanconica della musica irlandese, sì, che è strappalacrime, strappacore, strappacore. Ecco, perché veramente tocca corde, sarà anche la strumentazione che usano, cioè c'è veramente un mix di sound, di testi, di situazioni che ti fanno capire che quella roba lì è vera, cioè non è che è stata scritta da un paroliere per portare a casa il Festival di Sanremo, cioè quelle canzoni hanno dietro tanta vita, e tanta vita celtica, cioè siamo noi, ecco, ecco, questo è un po' il senso più profondo di questa operazione di prendere in mano le canzoni irlandesi e portarle in Lombardia, perché raccontano anche di noi, anche se noi non vogliamo crederci, e perché anche noi magari siamo un po' meno tenaci degli irlandesi, magari siamo un po' più vicini alla sopravvivenza, Francia o Spagna, perché se magna, ecco, gli irlandesi hanno molto da insegnarci su questo fronte, e questa traduzione spero che venga in qualche modo, come dire, ascoltata per prendere un qualche esempio positivo, cioè fai bene e fai sapere, diceva mio nonno, e gli irlandesi hanno fatto bene, meritano di essere fatti conoscere, non solo musicalmente, ma anche nei testi. Tu dicevi questa sofferenza, questa ingiustizia che hanno patito secolare, ecco, loro l'hanno testimoniata, ma adesso sono una repubblica indipendente e sta a me che direi proprio di sì. Ecco, a questo proposito, poi vabbè, io non so neanche gli altri brani che hai scelto, per cui sto andando a caso, magari no, ma cita pure intanto. Ecco, non mi poteva che cadere lo sguardo su The Foggy Dew, che è il brano per antonomasia che celebra purtroppo a noi una sconfitta, perché la sconfitta di Pasqua, dei fallimenti dei moti della Pasqua del 1916, no? Quindi è veramente quei pochi coraggiosi, ma pochi, e che però hanno dato il sangue, cioè non si sono tirati indietro. Percy Connolly, insomma i grandi eroi del 1916, e la canzone è The Foggy Dew, che vuol dire letteralmente la nebbia umida, l'umidità nebbiosa, la nebbiolina umida, che diciamo, per farla entrare nel ritmo è diventata Shigera Event, che ci siamo, non c'è il vento nell'origine, però ecco, questa canzone è veramente, in questo caso l'ho rispettata in pieno. Infatti ti stavo dicendo che voglio vedere, non l'hai localizzata. No, l'ho localizzata. Non abbiamo un'epica simile. Non abbiamo, ahimè, purtroppo, per fortuna. Però ecco, è ammirevole come l'autore di questo brano, che era un prete, e questo non è banale, era un prete, e ci scrive sopra una canzone per questi eroi che hanno dato il sangue tra la nebbia e tra la Shigera e il vento, quindi hanno, come dire, lasciato una testimonianza e non sono scappati, cioè non si sono tirati indietro, e alla fine però il risultato è arrivato, cioè alla fine poi qualche anno dopo, dal 21 in poi, esatto, è arrivato il risultato. Quindi Michael Connelly, ricordiamoli questi nomi che sono Eamon de Valera, il primo presidente della Repubblica Libera. Esatto, quindi e anche, ecco, leggere queste canzoni è fatto bene a metterci il naso, e anche un tornare indietro nella storia e fare una lezione di storia. Ci sono canzoni d'amore, c'è questa Song for Ireland, che è diventata canzone per l'Insubria, quindi
Questa è stata localizzata decisamente. È la canzone d'amore per la mia terra, ecco, per la nostra patria, prima patria. Assolutamente Vi ho portato invece, ed è straordinaria questa storia, la storia di questo Brianzolo, che è infatti The Irish Rover. È un'altra canzone molto, molto pimpante, però ecco, la storia è la storia tutta di un insube, di un Brianzolo che nel 1802 a 16 anni, quindi era un poco più di un ragazzo, per motivi, insomma, aveva sedotto una contessina, questo Belfieu, tra l'altro c'è anche la foto nel libro, adesso non so se qui lo quindi vedi. un personaggio realmente esistito. Un personaggio esistito, un Brianzolo, Carletto de Costa, Carlo Bianconi, e in copertina vedi il francobollo che gli irlandesi gli hanno dedicato, perché questo Carlo Bianconi, partito dalla Brianza nel 1802, arrivato in Irlanda si è messo, ha cominciato a fare qualche lavoretto, poi gli è venuto l'illuminazione, ma perché non mettere in piedi un servizio di trasporto? E questo servizio di trasporto era ovviamente basato su carrozza, che vennero chiamate le Byams da Bianconi, e lui da niente mise in piedi il network, fu Mr. Ryan dell'epoca e tuttora, ecco perché gli hanno dedicato il francobollo, tuttora il suo sistema logistico, ovviamente i mezzi sono cambiati per portare la posta, ma è tuttora lo stesso, cioè il sistema postale irlandese nasce per merito di questo Brianzolo che va a fare fortuna come quelli immobilieri da adesso che fanno fortuna in casa. Una volta, ahimè, non c'erano i mobili, quindi questo Brianzolo intraprendente prende e va a far carriera in Irlanda e diventa uno dei personaggi più stimati e conosciuti dagli irlandesi. È forse l'italiano più conosciuto in Irlanda, gli hanno dedicato delle statue. Guarda che bella storia che stai raccontando, che ovviamente conosceranno in pochissimi. Allora, a Costa Masnaga in Brianza al nome. Costa, abbiamo imparato una cosa, almeno io che non sono originario di queste terre è una storia straordinaria e veramente dicevano i giornali irlandesi, rispettato dai ricchi ed amato dai poveri, perché lui con questo sistema di trasporto di persone permetteva alla gente di spostarsi. Ascolta, visto che stiamo per andare in pausa, che brano proponi come secondo? Esattamente, Carlet de Costa, The Irish Rover. Io ho presente, adesso poi ovviamente non faremo dei paragoni, però c'è in rete non tanto la tua versione che invece ascolteremo, ma io ho la memoria di un famoso programma televisivo in cui c'erano i Dubliners e i Pogues insieme. E non so come il tasso alcolico lì dentro non so come facessero a stare in piedi tra gli uni e gli altri, ma hanno fatto una di quelle esecuzioni, di quelle performance. Quelli è come vedere i Beatles e Rolling Stones insieme. Come vedere i Beatles, esattamente, guarda, hai detto bene. Sono veramente le due icone della canzone folk irlandese. Assolutamente. Quindi linea alla regia, a Federico, dopodiché di Irish Rover, che in versione Renato Ornaghi diventa Carlet de Costa. A fra poco. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. la tua radio.
Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Beh, Federico, un altro giro d'acqua minerale, dai, almeno di quella ci vuole. Sì, qui sei bevuto, non puoi star fermo. Assolutamente. Non puoi stare fermo. Queste lingue dialetti, seconda parte, al microfono Giovanni Polli con Renato Ornaghi e tanta bella musica che viene dall'Irlanda ma diventa automaticamente lombarda, no? Perché il testo è in lingua lombarda. E un'altra cosa, abbiamo parlato prima di Molly Malone che si è spostata a Como a vendere sul TIT, e allora Como, quando io parlo della città di Como, non può che evocare questa città un personaggio che non è celebre come Molly Malone, ma sicuramente è molto celebre, e non può essere che Emilia da Como. Emilia! Pronto, esagera minga però, Come... Dato che sono di Como, senti le canzoni, faccio complimenti a questo lì, perché finalmente ho sentito per cantare in Cumas, perché praticamente le quasi Cumas. Vorrei mi rubato tanto tempo, vorrei vedere domani se il signore lì che non mi ricordo il nome. Renato Ornaghi, Renato. Signor Renato, che io ho un vocabolario del dialetto di Barni. Hola.
Ma tu sei di non è Bari? solo vocabolario, è una meraviglia, è un librone che probabilmente darò a Polli se le interessa. Così. Ma certo che mi interessa, lo sai. Portascià. L'avevo già messo da parte, ma adesso forse penso che ti piacerà di più, perché parla, non è solo, c'è ancora traduzione, tutte le traduzioni, tutte in comasche, e poi che parla di più della casa, di ogni cosa, c'è la spiegazione, la storia di quella roba lì, di Forestier, di Furmentun, di gente, della Gerla, e più una motta di parole di quintazione. Ma te sei de Barni, te vegni de Barni o te sei comasca origine? No, io sono proprio di Sant'Agustin de Com. Ah, proprio lì vicino al traghetto, proprio. Sono nata davanti al molo. Io. Davanti al molo. Emilia, però parla comasco per piacere, perché Renato le Drecal parla anche lui lombardo. Vocabolario, lei del dialetto di Barni ed è di Giulia Caminada, Marco Fioroni, Francesca Gilardoni. Conoscete? Giulia Caminada, la Tuada, immagino, sì, perché è famosissima, molto nota, e collaborava anche con il quotidiano ai tempi, quindi la conosco Marco molto Fioroni bene. e Francesca Gilardoni. Sì. Ecco, questi sono i veri eroi, cioè chi mette il sangue, il tempo, la propria intelligenza No, a ma adesso lascio parlare voi. Comunque Emilia, ti scappa mia perché sei un'eroina pure tu e lo sai con quello che hai fatto. Vabbè, ma io con le cose lì della musica sé che sono un po' da quell'altra parte, però le sue canzoni tradotte così sono bellissime, ecco. Bravo, complimenti a chi l'ha fatto. Emilia, te sei sposata. Hai già dato. La domanda polica quanti anni? Una ventina, 25. 20-25. Sì. Questa è una canzone per te, proprio per i bei tusan come te. Sì, bella e giovina. Bella e giovina, ma da buon. Domandi a Polo. Adesso arriva una canzone dedicata a Emilia. Emilia, Tizio è proprio una bella matalina, ok? Quindi per me disi matalina perché... Scusa. Dimmi. Aspetto sempre perché sono qua con la scatola piena di roba, se no lo chiedono fastidi. No, ti vengo a levare le scatole. Guarda, ti levo le scatole dalle scatole. Ciao a tutti. Un abbraccione, Emilia. Buonasera, Emilia. Ciao, la nostra Emilia è il suo armoire e l'armoire dell'Emilia questa volta conteneva il dizio perché il suo armoire è piena di tesori, ma di veri e propri tesori, molti dei quali... Ma come fa a averli? Cioè ereditati, guarda, lei collezionati? Ti posso dire, non si vergogna di dirlo, per cui lei dice di dire la sua età, ma io sono anche felice di dire che Emilia ha 90 anni. Perché ha lo spirito esattamente che dicevi tu, quindi ha lo spirito ventenne e quindi nella sua vita ha collezionato, lei tra l'altro è diplomata in pianoforte perché è una musicista e ha soprattutto anche una collega perché ha fatto radio tantissimo a Radio Nova e quindi parlava in comasco alla radio. Quindi, che bello, strega. Ecco, ha una storia. E deve tornare alla radio allora, Tusa. No, le naccia adesso però no, ma mi ascolteranno. No, ma lei torna qui con me alla radio. Fantastica, allora niente, mi prenoto a ascoltarla. La prima puntata di Lingue e Dialetti 4 luglio 1997 c'era lei. Dai. Quindi è un'istituzione. È un'istituzione, assolutamente. Ciao Emilia. Allora, ringraziamo Emilia naturalmente e avremo modo di sentirla nelle prossime puntate, anche se vi anticipo già che molto probabilmente, adesso stiamo parlando di Lombardia, siamo molto lombardocentrici, ma la prossima puntata io ho intenzione di dedicarla in particolare alla Sicilia, perché avremo una nostra amica siciliana, se mantiene le promesse, e lo so che probabilmente mi sta ascoltando e la promessa la manterrà. Va bene. Canta anche lei? Sì, lei canta pure, è una musicista pure lei e ha realizzato tra l'altro delle collaborazioni con un musicista che ha fatto parte dei Taberna Milensis, quindi insomma stiamo parlando di tantissimi livelli, altissimi livelli. Non dico altro perché è una semi sorpresa. Allora, a questo punto però io mi ritrovo con questo libretto che è un bel oggetto e quindi stavamo parlando prima fuori onda di questa smaterializzazione della musica che, mamma mia, per me è una cosa orribile e purtroppo questa volta io non posso dire comprate il CD perché il CD non c'è. Non c'è proprio perché bisogna capire bene cosa fare di questo. Allora il tempo ovviamente va verso il futuro, va verso questa dinamica che insomma piaccia o non piaccia è così, cioè i giovani d'oggi smaterializzano di brutto. Però tu sai che il futuro è vinile, vero? Il futuro è vinile e infatti mi insegnerai qualcosa su questo fronte perché assolutamente, perché il vinile è bello. Il futuro del supporto musicale è il vinile, è Back to the Future in questo caso è proprio vero. Ti verrò dietro come un adepto
seguirò fedele mentre tu suoni il piffero del vinile, io ti seguirò fedelmente. Non ti porto nel burrone come Amelie, no? Quello grazie, no, guarda, quello anzi, se me ti porti in una gigantesca collezione di vinili che io non ho, perché ne ho pochi, ne ho 200. Ma comunque è un fascino, cioè indubbiamente quello che stai dicendo è vero, cioè è il piacere di avere qualcosa di vivo in mano. Bravissimo. Perché la dimensione, sarà la dimensione, i colori, l'odore stesso, della stesso. carta, della stampa, esatto. E del vinile, cioè indulge ad apprezzare la musica in tutte le sue componenti, anche materiche. Questo purtroppo la mia traduzione ha di materico il libretto, che bellissimo. Chi volesse averlo lo trova andando sul sito dell'editore, che è l'Opificio Monzese, www.opificiomonzese.it. Non lo troverete mai su Amazon o altre da quelle parti lì, perché io mi rifiuto di insomma, sono un po' per la filiera, non dico cortissima, però insomma i nostri librai che fanno un lavoro di frontiera, di trincea, a cercare di tener viva per le nostre strade. Sono del tutto d'accordo, però su questo poi in particolare voglio, visto che so che sei editore o comunque ti occupi, voglio anche farti una domanda, ma te la faccio dopo. Sì. Quindi, riassumendo, il libretto voi lo potete ordinare all'Opificio che è www.opificiomonzese, tutto attaccato.it. Mi raccomando, andate e chiedetelo e compratelo, perché queste operazioni, queste opere vanno assolutamente sostenute, perché altrimenti si smette di farlo. Potrebbe capitarvi, dato che io giro molto per la Lombardia, che se uno ordina un libretto posso essere io personalmente a consegnarvelo a casa. Quindi del massing. Magari canti anche qualcosa. Magari anche anticipo qualcosa al momento, chissà. Ecco, mentre per quanto riguarda, visto che è tutto smaterializzato, la musica dove la si può ascoltare? La musica invece nel libretto c'è un sito internet dove tranquillamente si possono scaricare tutti i brani. Quindi c'è la possibilità ovviamente di avere i brani in attesa del vinile. Ecco, qui mi hai molto ingolosito su questa cosa, e sai che io ho un mio pallino, un mio desiderio di, prima di morire, di fare un'opera straordinaria che è l'archetipo di tutte le operazioni world music, secondo me, e ovviamente fatto in lombardo, e quella sicuramente col vinile ci va come la polenta con la cassera. Deve andare in vinile, ovviamente io non la svelo, non la svelo assolutamente. Arriverà il giorno, dai. Ecco, mi auguro proprio di sì, perché sarà un'opera, io ci credo, perché deve essere fatta bene con tutti i sacri. Deve essere inattaccabile sotto ogni punto di vista. Allora, detto questo, quindi andate a ordinare, quindi ordinando il libro troverete il sito, se avendo il sito potete scaricare anche questi brani. Quanti sono? Sono 18 brani, poi se la cosa piace ne ho ancora altri nel cassetto, cioè non vogliamo interminabile. Beh, la tradizione irlandese c'ha qualcosa come 700-800 canzoni censite, tra le più importanti, quindi è un patrimonio quasi dell'umanità irlandese, quello di quella tradizione folcloristica, e davanti al quale ci si deve inginocchiare ammirati. Ecco, assolutamente. Non dico altro, perché è quello che ogni regione dovrebbe avere. Forse la lingua napoletana ha qualcosa di assolutamente simile. Sulla musica è inattaccabile proprio, però la Lombardia zoppica, ecco, grazie a Van, a soggetti che ci credono tanto, perché insomma la vita è una, e uno potrebbe dire ma investo nella lingua italiana o nella lingua inglese, faccio carriera lì, e c'è gente invece che sceglie di giocarsela con la propria lingua, e magari si taglia fuori un po' di pubblico, ma non tradisce la sua passione, perché la musica è la lingua è passione. Assolutamente sì, musica e lingua, e poi sappiamo anche che per trasmettere la lingua regionale o minoritaria la musica è il veicolo principale, perché arriva a tutti, soprattutto anche alle nuove generazioni. Assolutamente. Allora, parlando sempre di musica e parlando di Renato Ornaghi, io vedo che domenica 31/10, tra l'altro è una data molto particolare, quindi ci stiamo avvicinando al Capodanno celtico. Esatto. Quindi Samonios, e tu che cosa farai, visto che
Racconta, te lo lascio raccontare. Io vedo un bellissimo volantino. Sì, è un volantino che in buona sostanza illustra l'uscita ufficiale di questo libretto che Joan il Gavu in anteprima, ma ufficialmente lo si potrà ordinare dal 31, anche se domenica l'internet funziona, quindi Sì. sono aperte le vendite anche la domenica. Hai detto una cosa vera, il 31 ottobre qualcuno si ricorda che è Halloween, ma in realtà è Samognos, cioè il capodanno celtico, questo magico momento nel quale la tribù, la comunità si raduna per guardarsi in faccia e ricordare come se fossero presenti i propri cari che li hanno lasciati. Quindi è un... Si aprono i mondi, no? Si aprono i mondi, si possono, non a caso che adesso in Brianza, dico cosa succede in Brianza, succedeva adesso un po' meno, ma si apparecchiava la tavola anche per il nonno morto, gli si metteva lì un bicchiere di vino. Anche sulla Godorte. Sulla Godorte. A casa mia si faceva. È una cosa che veramente mi fa venire i brividi di piacere, perché testimonia la continuità della nostra cultura, della nostra vita, che apparentemente ha una breve durata, ma collegata alla tradizione dei nostri avi e di chi ci succederà. È il simbolo stesso del rinnovarsi dell'anno, no? Quindi esatto, è un circolo continuo, è una ghirlanda brillante continua che gira, e il 31 ottobre avviene questo grandissimo, fantastico momento di connessione, come dicevi tu, tra l'aldilà e l'aldilà. E non potevo trovare giorno migliore per presentare questa Irlanda lombarda, che è un inno a canzoni, a tradizioni celtiche, proprio presentandolo quella domenica pomeriggio al mio paesello. A casa tua, stavo dicendo. Al mio paese, perché al mio paese ho fatto veramente poche cose, e dato che una di queste canzoni parla proprio del campanile del mio paese, che è Monticello Brianza, e la biblioteca sta proprio sotto il campanile, e la canterò guardando quel campanile che ha tanto dato a noi monticellesi, perché lì quelle campane hanno scandito con il loro suono la nostra vita, le nostre emozioni. Ecco, ingresso libero all'aperto. Quindi se piovminga, ma ho visto le previsioni. Buono. Pare che i nostri avi stiano vegliando sul Capodanno celtico. Quindi sarà un bellissimo pomeriggio. Adesso vedo se si può anche portare la birra di un birrificio che sta proprio a Monticello, quindi scopro anche cose del mio paese che non sapevo che c'è un birrificio. Ecco, però diciamolo, non è analcolica quello, no? Vediamo, anzi, per scoprirlo venite tutti, vediamo se si può fare. Vediamo se si può fare. E niente, siete tutti invitati, perché l'ingresso è gratuito. La biblioteca di Monticello è in un parco straordinario, vicino alle colline brianzole, anzi Monticello stesso è una piccola collina brianzola, diciamo. Le colline più note sono Montevecchia, Colle Brianza, il Campanun, però è un assaggio di Brianza che in qualche modo può ricordare l'Irlanda, e questa è una cosa che dico spesso, cioè le mie colline brianzole hanno un qualcosa, quell'odorino che mica il mar, ma a parte quello c'è tutto il resto. C'è anche comunque quella foschia che adesso ce n'è meno, però, sì, ma no, ecco, c'è al mattino, quindi... vedi questa The Foggy Dew, ecco, l'abbiamo The Foggy Dew la vedete anche in Brianza. Benissimo, allora c'era una domanda che io ti volevo fare, sì, ecco, ritornando invece alla questione più tecnica sul fronte dell'editoria. Allora, è vero che tutto quello che tu dici della multinazionale, della distribuzione via online, Amazon l'hai detto, diciamolo, tanto non è che... però c'è un fatto che almeno ha avuto un merito, che permettendo a chiunque di pubblicare il proprio libro, certo, ha sottratto questi autori dalla morsa degli editori falsi, no? Che sono quelli che gli dicono ti pubblico però mi paghi, praticamente facciano i tipografi. Sì. Questo almeno è vero, diciamo, ha reso più libero, diciamo, l'atteggiamento dello scrittore in erba, o uno scrittore talentuoso che voglia in qualche modo confrontarsi con un pubblico vero, di uscire da questo cerchio infernale della finta pubblicazione, esatto, che in realtà ti obbligava
andare a trovarti però magari li avresti trovati comunque, ma non c'è niente di peggio che costringere tuo fratello o tua cugina a caricarti di un acquisto. Non è il sapore del libro pubblicato, è un po' come il tuo amico che ti viene e dice: devo dirti una cosa, sai che sono diventato assicuratore, no? Ti si gela il sangue, aiuto, perché dici come faccio a uscirne? Ecco, questo è vero, questo hai ragione, ma posso dire che la stessa immaterialità di internet, dei social, ha spalancato veramente le porte a tanti che diversamente avrebbero dovuto piangere in cinese per trovare le proprie cose pubblicate, soprattutto in settori come io mi cimento, cioè quello della lingua locale, dove ovviamente le copie vendute le misuri, se va bene, in centinaia o qualche migliaio di copie. Allora, io qui non so dov'è, però no, è una comunicazione in codice tra me e la regia. Sembra giusto. Quindi, no, giustamente abbiamo anche detto quello che è la parte... Allora, io non ho nulla contro Amazon o Amazon come... il problema è che però sta ammazzando, sta disintermediando, uccidendo la libreria. Cioè, viene in Brianza la prima libreria, ce n'è una e non so come faccia a tenere vivo. Cioè, vedi che veramente hanno la passione dentro del libro, no? Cioè, quando tu vai lì gli chiedi un libro, ti sanno i tuoi gusti, cioè il libraio ha questa grande magia che invece non ha il sito internet dove puoi leggere una recensione. Sì, vabbè, però quello non vedi, non senti la parte umana che ti... È un po' come il negozio di dischi, no? Come il negozio di dischi, esatto, bravo. Quelli che resistono, resistete, ce n'è qualcuno che resiste e magari che ha un attimo più di fiato adesso da questo ritorno di questo magico supporto vinilico, e quindi se si vendono pochi CD, anzi ormai quasi non li si stampa nemmeno più, però c'è questo ritorno della materializzazione. Io sostengo una cosa, che l'uomo è un essere analogico. Ecco, siamo analogici, non siamo digitali. Siamo analogici, abbiamo trovato nel digitale un bel servo, un bel servitore, servo è una brutta parola, un buon servitore, però ecco... Sarebbe da dire un server, scusami. La battuta che mi è venuta così. Questa è buona. Un buon server, però ecco, noi siamo continui, non siamo spezzettati, cioè abbiamo il sentimento, non puoi spezzettarlo, cioè siamo, diciamo, innamorati istintivamente alla nota che continua, non è... Ma tu lo sai che quello che tu stai dicendo è oggetto di un mio scritto che magari un giorno vedrà anche la pubblicazione? Quindi proprio è la spiegazione del perché siamo analogici, non c'è questa questo campionamento, non ce l'abbiamo. Siamo in un continuum. Detto questo, ben venga la tecnologia, perché la tecnologia apre le porte, questo è indubbio, questo è vero. Allora, abbiamo fatto anche una bella chiacchierata sui massimi sistemi dell'editoria e non solo. E Renato, a questo punto grazie di essere stato qui. Grazie a te, è sempre un bellissimo piacere venire qui in questo studio che tra l'altro ha cambiato faccia, devo dire. Non eri mai stato negli studi nuovi, no? Non sono stato negli studi nuovi e mi sento un verginello in mezzo ai lupi. Bello. È la prima volta. La prima volta. E devo dire complimenti alla vostra passione e complimenti agli ascoltatori che ascoltano questa radio e questa trasmissione. Vuol dire che finché c'è qualche ascoltatore questa radio c'è speranza. Si dice che Brianza che è speranza. Bella che è questa. Benissimo. Renato, grazie a Federico alla parte tecnica, e io vi lascio in ottime mani perché sono le mani sue, e poi ci sarà la voce di Filippo per il notturno, quindi mi raccomando, c'è una possibilità di ascoltare la radio, che è una cosa bellissima, ascoltare la radio, lasciate spento quell'armamentario luminoso e ascoltate la radio come questa sera potrete fare tranquillamente in diretta fino a mezzanotte qui da Radio RPL. Detto questo, la prossima volta puntata speciale dovrebbe essere Arvezzo Allegra da John Polli, e sempre naturalmente un buon avvicinamento a Samognos Capodanno Celtico. Buon Capodanno.
Avete ascoltato Lingue